La chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo a Favara ha ospitato ieri sera l'incontro con Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del gruppo Abele e dell'associazione Libera contro le mafie. Un incontro partecipato e molto sentito, organizzato in preparazione alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Una ricorrenza annuale che si celebra il 21 marzo, organizzata a partire dal 1996 dalla rete di Associazione Libera di Don Ciotti e che nel marzo del 2017 è stata ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano con la legge 8 marzo 2017 numero 20. L'incontro con Don Luigi Ciotti è stato intitolato Il vento della memoria semina giustizia, 100 passi verso il 21 marzo che quest'anno si terrà a Trapani. Ad accogliere Don Ciotti e i volontari di Libera, il parroco Don Marco Damandi, il sindaco Antonio Palumbo e una chiesa gremita di tante presenze di esponenti delle associazioni che operano nel territorio, della scuola, presenti anche alcuni familiari di vittime innocenti di mafia e testimoni di giustizia. Io dico, come ho detto alla presentazione, avere Don Luigi Ciotti in mezzo a noi è un dono che ci sprona a guardare sempre più avanti e veramente a seminare semi di speranza e di giustizia. Dobbiamo uscire dalla mentalità della rassegnazione, del delegare, dobbiamo veramente combattere per un mondo migliore. Favara merita questo e altro perché è una bella città con belle persone, quindi questo diventa un impegno a partire da oggi. Don Luigi Ciotti e Libera incontrano la comunità di Favara in vista dell'importante giornata del 21 marzo. Per quale messaggio? Di esserci, di metterci la nostra faccia, le nostre passioni, la nostra intelligenza, il nostro impegno per una memoria viva. Loro sono morti, sono stati assassinati dalla violenza criminale e mafiosa, loro sono morti, noi dobbiamo essere persone più vive. La memoria viva è quella che si deve tradurre tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Non dimenticandoci però di una cosa, che l'80% in Italia delle persone che hanno visto spazzare via i loro cari non conosce la verità o ne conosce solo una piccola parte. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città. L'omertà uccide la verità e la speranza, ma senza verità non si può neppure costruire giustizia. Lei ha detto che la mafia è presente, forse più forte di prima, ma sembra che sia latente, quasi nascosta. Spara di meno, uccide di meno, fa meno rumore, fa meno chiasso, ma c'è. Ma emerge da tutte le vicende giudiziarie che sono in atto, dal grande lavoro delle forze di polizia e della magistratura. E quindi fanno meno rumore, ma ci sono, ma soprattutto c'è un grande cambiamento al loro interno che è avvenuto. Oggi sono transnazionali, sono super tecnologiche e i grandi boss sono diventati manager, impresari. Ecco. Le mafie hanno creato maggiori alleanze e soprattutto fanno nuovi affari. Oggi più che mai non si può più solo parlare di infiltrazioni, ma c'è imprese mafiose che lavorano, hanno creato alleanze di azione concreta con imprese che mafiose non sono, legali ed illegali che si incontrano. E le parole del procuratore nazionale che ci ha spiegato che oggi in 3 parole i rapporti politica, mafia, corruzione, la situazione è che sono diffusi, disincantati, pragmatici. C'è una concretezza su cui noi dobbiamo interrogarci e agire ancora di più, non dimenticandoci mai, per favore, delle cose belle, importanti, positive che sono state fatte, che vengono fatte, dei grandi passi che in avanti che nel nostro paese sono venuti, ma c'è ancora molta strada da fare.
l'importanza per la città di Favara di avere la presenza di Libera e di Don Giotti. Per noi è un segno di attenzione importante, perché facciamo delle iniziative che porta avanti Libera, ma che portiamo avanti tutti, una bandiera del nostro operato. Cerchiamo sempre di portare la legalità, di parlare di esempi concreti di vittime della mafia che ci possono aiutare a far capire alla gente la bestialità del fenomeno mafioso. E il fatto che oggi Don Luigi Ciotti sia a Favara per noi è un segno importante, la presenza che ci aiuta a portare avanti questi temi. E il fatto che oggi molti concittadini, molte associazioni, le scuole siano presenti ci rassicura sul fatto che la nostra è una società vitale che porta avanti questi argomenti. Poi da parte nostra come amministrazione, oltre a portare gli esempi, a rinnovare la memoria, ci vogliono gli atti concreti che sono quelli che facciamo tutti i giorni, la legalità diffusa, la legalità praticata e soprattutto segni concreti come il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia.